Una piazza San Marco blindata accoglierà lunedì mattina l'arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quest'anno ha scelto Venezia per celebrare, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dei vertici militari della Difesa, la giornata del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e festa delle Forze Armate. Il sindaco Luigi Brugnaro ha emesso un'ordinanza con misure straordinarie a tutela della pubblica sicurezza che scatterà dalle ore 2 di lunedì mattina. I negozi nell'area di San Marco, dove si svolgerà la cerimonia, dovranno restare chiusi e non potranno iniziare l'attività prima delle ore 15. L'ingresso in piazza San Marco sarà permesso solo alle persone accreditate attraverso degli appositi varchi. I pubblici esercizi di piazza e piazzetta San Marco potranno restare aperti solo per il ristoro delle persone accreditate all'evento. Programmata anche un'alzata straordinaria del Mose per evitare ogni rischio di acqua alta. Il maggiore Nicola Odoardo Falconi, comandante del nucleo speciale idroambulanze dell'Ordine di Malta, dà così il benvenuto al presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che è anche il capo delle Forze Armate, ha deciso quest'anno di celebrare la festa principale, più importante delle Forze Armate nella città lagunare. È importante perché il 4 novembre ricorda la vittoria della Grande Guerra, una guerra che ha completato l'unità nazionale, una guerra molto significativa. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10:45. L'arrivo del Capo dello Stato è previsto per mezzogiorno. Ci sarà anche l'esibizione delle frecce tricolori. Venezia ha ricevuto l'onore di questa celebrazione che quindi assume livello nazionale e di questo dobbiamo essere grati al Capo dello Stato